Francesco all'Angelus ha messo in guardia da un pericolo, anzi da un vero e proprio morbo che colpisce oggi tanti contesti umani, quello di ricercare i primi posti a danno degli altri, quello di costruire e occupare troni di potere, mentre Dio ha scelto il trono scomodo e doloroso della croce, la strada dura ma meravigliosa del servizio ai fratelli, soprattutto agli ultimi. La via del servizio è l'antidoto più efficace contro il morbo della ricerca dei primi posti. È la medicina per gli arrampicatori, questa ricerca dei primi posti che contagia tanti contesti umani, non risparmia anche i cristiani, il popolo di Dio, anche la gerarchia ecclesiastica. Lo spunto per questo monito è stato suggerito dalla riflessione sulla pagina domenicale del Vangelo di Marco, in cui Gesù, ha spiegato il pontefice, cerca con grande pazienza di correggere i suoi discepoli convertendoli dalla mentalità del mondo a quella di Dio. Come discepoli di Cristo accogliamo questo Vangelo come richiamo alla conversione per testimoniare con coraggio e generosità una Chiesa che si china ai piedi degli ultimi per servirli con amore e semplicità. Al termine della preghiera mariana il Papa ha ricordato la beatificazione a Malaga del sacerdote gesuita Tiburcio Arnaiz Muñoz, invitando i fedeli a seguire le sue orme ed essere operatori di misericordia e missionari coraggiosi. Quindi ha posto l'attenzione sulla giornata missionaria mondiale celebrata ieri sul tema "Insieme ai giovani portiamo il Vangelo a tutti". Insieme ai giovani, questa è la strada ed è la realtà che grazie a Dio stiamo sperimentando in questi giorni nel sinodo a loro dedicato. Ascoltandoli e coinvolgendoli scopriamo tante testimonianze di giovani che in Gesù hanno trovato il senso e la gioia della vita.